Ha chiesto espressamente ai concessionari di poter portare la nuova Alfa in piazza Borsa nel centro di Treviso per ricordare chi proprio dalla marca salvò questo marchio dal fallimento. Un gesto nobile per Giovanni Manildo che da sindaco ha voluto ricordare l'ingegner Ugo Gobbato, partito da Volpago ai piedi del Montello, prima per Torino dove ha costruito il lingotto agli agnelli e poi per Napoli dove su pressione direttamente di Benito Mussolini rilanciò il marchio dell'ingegner Romeo che a Pomigliano d'Arco, pur contando su un motore irraggiungibile per l'epoca, stava fallendo. Gobbato puntò tutto sulla qualità e sullo stile sportivo delle sue Alfa, stile che continua anche oggi nel segno di quell'ingegnere veneto, ammirato dallo stesso Henry Ford, che non rinnegò mai la trazione posteriore. Questa è una macchina, almeno avendola provata in questo giro, che rispecchia veramente i valori e la tradizione di questa grandissima casa. La trazione posteriore è una gran cosa. Siamo con il ritorno dall'Alfa Romeo alla trazione posteriore. Trazione posteriore con un motore 2002 di cilindrata, 150 cavalli, 180 cavalli. Tra le iniziative del Trevigiano a Napoli, la costruzione alla fine degli anni 30 di una delle prime fonderie per motori a lega leggera, un'idea ripresa proprio con questo modello che, è il caso di dirlo, ha bruciato tutte le tedesche. È una fuoriserie perché da 0 a 100 in 7 secondi ha battuto tutte le tedesche al Nürburgring con 7 minuti e 34, è una macchina contestata in alluminio e albero di trasmissione in carbonio. Un mito internazionale che continua grazie alle intuizioni e alla tenacia tipica della gente del Montello e un nome, quello dell'ingegner Gobbato, che Treviso continuerà a promuovere anche come meta turistica immancabile per tutti gli alfisti.